Hola, muy buenas a todos. Soy Stefano Baldini, campione olimpico de maratona in Atenas. Insieme ad Enervit correrò con voi la maratona di Valencia, Trinidad Alfonso e Depé. Manca poco. Siete pronti? Avete seguito bene il vostro piano d'allenamento? I presupposti per una grande gara, per godersi una bella giornata e una bella maratona ci sono tutti. Valencia è considerata la più bella maratona di Spagna, anche a livello internazionale un'ottima maratona Golden Label della IAF. Prima di tutto il percorso pianeggiante, non c'è dislivello, pochissime curve, veloce, si può fare il primato personale e soprattutto si corre in un momento dell'anno nel quale anche il clima vi può dare una mano. La partecipazione del pubblico poi è alta, c'è tanta gente e tanto tifo in strada, una grande festa. Godetevi il sostegno del pubblico, soprattutto quando sarete in difficoltà saranno loro a portarvi fino al traguardo, fino in fondo. Assieme ad Enervit voglio darvi un paio di consigli per godervi al meglio la giornata, divertendovi. È importante arrivare alla partenza nelle migliori condizioni. In particolare, nei giorni precedenti la gara bisogna curare l'alimentazione, che deve essere bilanciata, e anche l'idratazione, ad esempio attraverso la bevanda isotonica Enervit Sport. E poi sarà fondamentale una corretta strategia di integrazione, per poter correre sempre con le energie giuste senza andare in riserva. Circa un'ora prima della partenza potete fare un giusto carico di carboidrati a basso indice glicemico con Enervit Pre-Sport. Poi, per mantenere l'energia durante la corsa, potete assumere a intervalli regolari il gel energetico Enervit Sport. Il primo lo potete prendere intorno al 15° chilometro, gli altri a intervalli regolari ogni 10 km. Ricordatevi che attorno al 35° chilometro c'è l'Enervit Red Point, dove troverete l'ultimo gel per la parte finale del percorso. Un consiglio: prendete il gel energetico Enervit Sport in prossimità dei ristori, in modo che possiate accompagnarlo con dell'acqua. Idratarsi è fondamentale, ricordatevi di bere. Non dimenticate poi la fase del recupero, che è importante tanto quanto l'allenamento. Dopo la fine della gara, oltre ad un'integrazione di carboidrati, è bene prendere una delle barrette con proteine di Enervit Sport, in modo da integrare sotto tutti i punti di vista. Comunque potete trovare la strategia energetica sul sito Enervit Sport. Attenzione alla partenza, ci sarà foga, eccitazione, ma non fatevi condizionare da chi partirà a tutta. Se avete un piano, cercate di seguirlo. Magari utilizzando un GPS. Distribuire le energie è fondamentale durante una maratona. Correndo la prima parte con un minimo di risparmio, vedrete che nella seconda sarete ancora pieni di energie. Supererete quelli che sono partiti troppo forte e questo sarà dal punto di vista motivazionale molto importante. Taglierete il traguardo con il sorriso sulle labbra e il pensiero alla prossima maratona di Valencia. Allora la strategia è fatta. Siete pronti, siete nella città del running, la strada è tutta vostra. Sarà una grande giornata e noi saremo lì a correre con voi. Ci vediamo in gara.